Mister, finalmente? Sì, penso che sia stata una partita preparata bene, giocata meglio e penso che bisognava fare una partita dove dimostrare di essere un po' più forti di tutto il momento, no? Perché poi a parole è facile dire bisogna fare questo, poi bisogna farlo, la differenza tra pensarlo e farlo e poi fa la differenza di tante cose. Penso che questo qui è un gruppo che ha alle spalle tante scorie e quindi poi riuscire a trovare nella giornata giusta la lucidità e la voglia di riuscire a fare poi una prestazione di questo tipo va comunque sottolineato che è una cosa importante. Detto questo, vale 3 punti che erano fondamentali e dobbiamo capire che ce ne servono tanti, quindi è un po' che diciamo che bisogna cominciare a farli. Purtroppo i 2 partiti dopo la Fermana non sono andate come noi speravamo, però io l'ho detto anche dopo Lucca, questa squadra qua non molla, quindi penso che si sia visto. Lui vi ha sollevato l'asticella a livello di collettivo. Sì, poi io penso che la parola chiave di questa vittoria, ma anche di questa settimana, di questa preparazione alla partita, sia stata la lucidità dell'ambiente, della società, dei ragazzi, nell'essere comunque capaci di fissare un obiettivo nonostante il momento. Questa forse è la cosa più difficile. Devo dire che si sta lavorando in un ambiente molto lucido. Questo secondo me è un aspetto importante che deve alla fine permetterti di arrivare ancora meglio alla prossima partita. Rinviare alla gara di Rimini è un pro o un contro? Ma diciamo che visto e considerate le convocazioni nazionali è un pro, nel senso che comunque noi siamo un gruppo che vogliamo esserci tutti, quindi il fatto comunque di aver fuori comunque 2 o 3 pezzi sarebbe stato comunque un peccato andare a fare un'altra battaglia senza magari tutti i nostri elementi. A proposito di tutti i nostri elementi, magari scivolando in là di qualche giorno riusciamo a recuperare anche qualche infortunato, perché comunque più siamo e se si vive poi con lo spirito che ho visto oggi meglio è. Lucidità ma anche capacità di reagire, perché altre volte loro sono riusciti a pareggiare, altre volte proprio non hanno rimediato alla situazione. Sì, diciamo che noi oggi abbiamo fatto la stessa partita in tutti i momenti della partita, magari l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti non con quella forza, magari di impatto della prima ora di gioco, però diciamo che noi siamo partiti con l'idea di fare delle cose, abbiamo continuato a farle a prescindere poi dal vantaggio, perché abbiamo fatto anche dopo l'1-0 o dal pareggio. Magari il pareggio poteva darti la sensazione che anche nonostante fossi partito bene, oggi mezza cosa è concesso, perché mezza cosa è concesso, trovano anche un gran gol, però ecco, non posso dire che ero sicuro perché non si è mai sicuri, però ero fiducioso perché vedevo comunque dei duelli e dei contrasti fatti diciamo con l'intensità che tu devi avere quando giochi una partita di calcio. Si è riaccesa la stella di Daniele Ragazzi finalmente. Sì, ma Daniele è un giocatore che in settimana non dico che non ha mai mollato, ma ha sempre anche fatto vedere cose, cioè le cose sue le ha. Bisogna riuscire a metterlo nelle condizioni di giocare più palloni possibili a ridosso dell'area avversaria. È chiaro che quando la squadra è più lunga, quando la squadra è meno intensa o quando recupera palla in situazioni troppo distanti dalla porta, lui deve fare delle corse che non sono delle corse che lo portano poi a essere lucido e a fare giocate importanti. E penso che oggi lui, ma anche tutta la squadra, ha fatto corse utili. Quando si fanno corse utili si corre anche più volentieri, è quello che ho detto loro fino al primo tempo, cioè c'è la fatica, ma essere in fatica sul 3-1 è diverso che essere in fatica sempre sul 1-0 per gli altri, cosa che succedeva praticamente sempre alla fine del primo tempo nelle recenti partite. E quindi poi si trovano anche delle energie che magari ci sono dal punto di vista teorico, ma che poi bisogna riuscire a tirar fuori veramente. Questo spero che sia una partita che dà anche ai ragazzi l'esempio di quello che devono cercare sempre di mettere dentro. Dopo le partite sono tutte diverse, le dinamiche dei risultati sono diverse, ma se tu fai determinate cose in un certo modo hai delle potenzialità e così le riesci anche a sfruttare, perché poi alla fine
si parla tanto di gol, di capacità di segnare, però tanto dipende anche da come arrivi lì, proprio quello che abbiamo detto tante volte, anche anch'io in passato, nel senso che noi abbiamo tirato spesso in porta, ma dato posizioni defilate, senza riuscire ad arrivare con veemenza dentro l'area di rigore, e secondo me oggi parlate proprio del primo tempo, quindi di quando la partita era più tirata, siamo sempre andati là con quell'impatto, allora poi vai anche al tiro con un impatto diverso, e questo si è visto. Quando ho pensato alla scelta di schierare De Sena a Torres? Ma subito, sinceramente subito, perché prima allora, innanzitutto secondo me Bianco era il giocatore più adatto a seguire Carpani, perché Carpani è un giocatore che ha un passo e una capacità di inserirsi importanti, è il capocannoniere della loro squadra, questo già fa capire il tipo di centrocampista che è, e poi perché comunque Roby, diciamo che comunque la scorsa partita rientrava comunque da infortunio e non stava ancora a posto. Quando lui sta a posto obiettivamente dà un passo al centrocampo che serve e che quindi era giusto ricollocare. Desse secondo me è un giocatore molto utile, ho sempre detto che è meglio che giochi nella metà campo un po' avversaria che nella nostra, e quindi oggi ha trovato questa collocazione qua che ci ha permesso primo di pressare forte, perché comunque quando lui esce sul riferimento è un giocatore che ha molta gamba, e poi secondo me ha una profondità e una capacità comunque di inserirsi che partendo da lì può essere anche più pericoloso, sono più sicuro. Avete fatto la partita giusta nel momento più difficile, ha parlato di lucidità, dell'ambiente, del momento, di tutto quello che c'è intorno. È il momento che ha dettato la partita, oppure questa partita è il frutto di un lavoro iniziato a gennaio? No. Perché comunque 4 gol per una squadra, mi perdoni, Sì. che fino al giorno prima ne aveva fatto 17, tantissima roba. Ma sicuramente il momento ti porta, ti mette alle strette, quindi anche a livello individuale poi se hai qualcosa lo devi poi tirare fuori, no? Dire che è il frutto di un lavoro lungo, secondo me no, nel senso che sì, mentalmente sì, nel senso che si sta cercando da molto tempo di mettere insieme una situazione che obiettivamente era difficile, però in questo percorso qua, parlo delle mie partite, se sono 10, 11, adesso non mi ricordo quante sono, c'è stata una ricerca continua di un equilibrio, passata comunque anche da infortuni pesanti, quindi da dover ridisegnare spesso il progetto tecnico-tattico anche in base poi a chi eravamo. Non si è riusciti a dare tanta continuità. La continuità vera, secondo me, l'abbiamo trovata forse tra Entella e Gubbio, quelle 2 o 3 partite lì, Pineto stessa, anche se poi è stata persa, e poi abbiamo dovuto rimescolarci di nuovo, cambiare modo di giocare per cercare di mettere comunque i giocatori nella condizione di rendere di più, perché non abbiamo giocatori che possono fare tutti la stessa cosa. Cioè, penso che da questo punto di vista oggi abbiamo messo un tassello importante su quello che può essere le idee chiare anche nella testa dei ragazzi di quello che possono fare, ecco, questo è importante. Poi permettetemi di dirlo, dobbiamo dare continuità con la Sestri, altrimenti è una partita che resta lì, però per dare continuità bisogna farla prima, ecco. Oggi la prima l'abbiamo fatta. Posto? Senza tagliando, siete gentilmente e urgentemente pregati di spostarle, grazie. In bocca al lupo ragazzi, forza Budoni!
cross con Ladu su calcio di rigore. Sì, il modo migliore per ripartire, sapevamo di venire qua a giocare una partita difficile perché anche loro si giocavano una fetta importante del loro campionato, per cui abbiamo preparata così, con tanto cuore, voglia di portare via finalmente 3 punti che ci mancavano ormai da tanto tempo, per cercare la svolta e dare un significato a queste partite che mancano fino alla fine. Sì, però sai, quando le partite sono così inchiodate su un punteggio a portata di mano diventa difficile fino all'ultimo secondo, come hai detto tu. Sasha è stato bravissimo perché ha fatto una parata in 2 tempi, è stato reattivo, una delle sue caratteristiche più forti probabilmente, nel rialzarsi e rimpallare il pallone in calcio d'angolo. Poi è vero che abbiamo avuto delle occasioni, ma è anche vero che anche loro ci hanno creato diversi grattacapi, diverse punizioni dal limite dell'area che per fortuna non sono andate a buon fine, insomma. Al di là di quelle che sono poi anche i risultati delle altre gare, vi siete riportati a pochi punti dalla zona playoff, ma soprattutto a -3, erano 45 i punti per la sicurezza, per la salvezza, vero?
Sì, era quello che andavamo predicando dall'inizio del campionato. Io credo che 41 punti siano sufficienti ora ad archiviare il discorso salvezza. Come ho detto prima, però ci servivano questi 3 punti per darci uno slancio e dare significato a quelle che sono le 7 partite che mancano da qui alla fine del campionato, perché oltre la Boreale, che è invischiata nella lotta per non retrocedere, dovremo incontrare tutte quelle che o ci precedono o sono sotto di qualche punto di noi, per cui voglio dire un significato importante, perché se dovessimo centrare vittorie importanti il sogno non sarebbe più tanto così lontano. Leonardo Sciascia, portiere della Costa Orientale Sarda, oggi vittoria nel derby contro il Budoni, prima parata al 93esimo praticamente, la prima vera parata, risposto presente con un bel tuffo sul mancino di Ido Iaga. Ecco l'importanza di questi 3 punti. Sì, esatto, è stata una partita molto difficile da questo punto di vista comunque, perché gli avversari alla fine hanno attaccato molto, ci sono state molte occasioni difficili, tra cui nel primo tempo ho dovuto fare un'uscita, ci sono state molte più palle alte che tiri, quindi è stata una partita da quel punto di vista molto sofferente, perché poteva succedere qualsiasi cosa. Partita equilibrata fino all'ultimo, avete avuto diverse occasioni per trovare il 2-0, non siete riusciti a concretizzarle, però intanto vi prendete questi 3 punti che vi permettono di tornare alla vittoria e di guardare con maggiore fiducia poi le prossime gare. Sì, questi 3 punti ci tirano, diciamo, su di morale, perché siamo arrivati da dei pareggi e sconfitte, quindi questa vittoria è importante per noi. Speriamo che da questa vittoria comunque riusciamo a continuare così e a puntare alla zona playoff. Prossima partita Cinzia Albalonga in casa, una partita importante, difficile visto anche il livello della squadra allenata da Mariotti. Che gara ti aspetti? Mi aspetto una gara difficile come sempre, perché alla fine tutte le gare in cui ho giocato io sono state tutte gare molto difficili. Quindi mi aspetto una gara ad alta intensità e soprattutto dobbiamo puntare verso avanti e tirare in porta. L'ultima, sei il giocatore più giovane di questa squadra, ma di tutto il girone. Insomma, 2008 è davvero il giocatore più giovane ad aver esordito in questa categoria. Come ci si sente a giocare con gente che ha 40, magari anche più anni? Detto sinceramente, non me l'aspettavo all'inizio di giocare in una squadra del genere in Serie D, perché comunque arrivo dal Cagliari e di certo non mi sarei aspettato di giocare subito con degli adulti in un campionato così importante, quindi per me è un grosso traguardo. Con Marcello Piras, esterno destro della Costa Orientale Sarda, tornato titolare dopo oltre 3 mesi, torni titolare, il COS torna al successo. Una partita equilibrata nel derby contro il Budoni. Ecco, raccontaci un po' anche le tue emozioni per ritrovare la maglia da titolare dopo così tanto tempo. È stata dura soprattutto all'inizio, perché dovevo ritrovare un po' la condizione, soprattutto in campo. Ho avuto difficoltà inizialmente nelle letture, poi piano piano ho iniziato a rileggere nuovamente il gioco. Sono contento, nonostante non abbia avuto i 90 minuti nelle gambe, però abbiamo vinto e va bene. Tra l'altro poi avevi anche da marcare forse l'avversario peggiore, ovvero Capitan Spano per il Budoni, però in attacco sei andato spesso, ti sei proposto in fase offensiva. Quando è entrato Cadau ti abbiamo visto anche per circa un quarto d'ora da esterno alto. Come ti sei trovato? No, ho cercato di dare il mio contributo anche ad esterno alto e è stato duro affrontare Spano, che ha fatto una grande partita. È andata bene però. Come dicevamo anche sia con Mister Carta che con Sciascia, una partita molto equilibrata, una partita dura, tanti palloni alti, tanti palloni sporchi, però poi alla fine siete comunque riusciti a vincere. Dovevate tornare alla vittoria, vi mancava già da un po' di tempo. Oggi forse sarebbe stato più giusto un pareggio, però vi prendete questi 3 punti e vi tenete stretti, immagino. Sì, portiamo a casa i 3 punti, sapevamo che la gara sarebbe stata questa, ci aspettavamo una squadra che avrebbe dato il 1000 per 1000, perché comunque per la posizione in cui si trovano, e noi non abbiamo potuto fare di meno e ce la siamo giocata. Ecco, in chiusura su di te chiaramente ci sono tanti riflettori accesi dopo quello che è successo a gennaio, ovvero il fatto che il Catanzaro ti abbia acquistato e poi lasciato qui alla Costa Orientale Sarda. Come si vivono anche questi mesi in attesa poi di fare il salto nel professionismo? Io cerco di dare sempre il mio meglio, comunque la gente ora mi guarda un po' di più rispetto a prima. Devo fare comunque il mio meglio per essere considerato il più possibile anche lì a Catanzaro.
Però prima si pensa alla salvezza col COS. Sì, sì. Io quando entro in campo penso solamente al COS, al futuro poi si vedrà. Buon pomeriggio amici di Directa Sport, bentornati a Sassari. È il principale di Latte Dolce, pronto ad ospitare Sassari Latte Dolce e Ischia, che qui giocano per la 27esima giornata del campionato di Serie D per il girone G. Piredu, buon pallone per Salaris, lui ad andare dentro da Muscas, non riesce nell'aggancio il numero 11, era comunque alta la bandierina del primo assistente di Mansur. Tutto buono, ha portato via il pallone Lischia. Allora possibilità ancora per andare da Baldassi. Baldassi, destro di Baldassi. Primo vero tiro in porta della partita. Rischia però con Trofa che la porta via. Quirino, possibilità di andare col sinistro. Botta che trova ancora una volta Cabeccia a far da muro. Tutti dentro quelli dell'Ischia, meno Trofa di meglio. Arriva il pallone, Carboni bravissimo. Poi si coordina Matera con la rovesciata. Mette fuori ancora Olivera, arriva di meglio, destro deviato. Non c'è fallo, allora Cabeccia esce forte, palla al piede Cabeccia, potenziale 3 contro 3. Arriva Salaris dall'altra parte, l'ha visto Cabeccia. Matera si inserisce bene. Scivolata perfetta per mantenere lo 0-0. Poi arriva il cross, Grassi tutto solo, Salaris, palo, ma è tutto fermo. Era alta la bandierina del primo assistente. Nel frattempo l'Ischia ha un uomo a terra. Arriva palla verso il primo palo, tocca Saba, nessuno riesce ad arrivare all'appuntamento col pallone. Sfera che balla su tutta la linea. E poi ancora possibilità per Saba. Arriva il cross, messo fuori ancora una volta da Montori. Ha visto fallo il direttore di gara. Perde un tempo di gioco ma poi va bene a trovare Trofa. Prepara il destro, Trofa! Carboni! Deve volare, mettere in calcio d'angolo. L'aveva preparata benissimo il capitano dell'Ischia. Ancora Trofa a mettere il cross di meglio al controllo. Quirino! Carboni! Ancora una grande parata di Werther Carboni a tenere in piedi il Sassari Latte Dolce. Pastore. Dribbling di Pastore. Prepara il destro Pastore. Carboni, un'altra parata. Botta tremenda del numero 2. Non ha finito l'Ischia. C'è Florio sul punto di battuta. Va alla ricerca di Montuori. Colpo di testa interessante. Colpo col destro da parte di Quirino. Aveva segnato l'Ischia, tutto però completamente fermo. Il direttore di gara ha fischiato un fallo di mano in attacco. Sarà quindi calcio di punizione per Sassari Latte Dolce. Palla verso il secondo palo, colpo di testa di Matera. Poi ancora una volta il numero 21 con un pallone che Piredu può stoppare sulla linea di fondo. Lontano in una zona dove non ci sono compagni, con Trofa che non va per il sottile. Regala il pallone al condominio qua di fronte. A ricerca del Petugio Giuzzo ancora il capitano dell'Ischia. Scognamillo tarantolato, insegue chiunque. Non basta però perché l'Ischia è ancora in possesso. Pallone verticale per Di Meglio. Arriva col sinistro. Ha segnato il numero 77 Simone Di Meglio. Ischia in vantaggio. Minuto 27, 1-0. Pallone verso il centro, colpo di testa di Pastore. Carboni, altro miracolo. Almeno il terzo della sua partita. Bella palla larga per Quirino. È partito Quirino, lo ferma al limite dell'area Aru. Cartellino rosso. Fischia l'arbitro. Parte Taramo. Ancora una volta Carboni e poi Quirino non sfrutta la possibilità. Siamo con il direttore generale Fantoni. Una partita comunque giocata bene dal Latte Dolce, forse non a guardare il pelo nell'uovo è stata un pochettino sciupona e queste
questi errori negli ultimi metri del campo, poi li avete pagati a caro prezzo con il gol di Di Meglio. Ecco, però guardando il bicchiere mezzo pieno, comunque una buona prestazione contro una delle squadre più importanti del campionato. Tanto buonasera a tutti, sì, che dire, in effetti stavamo affrontando una squadra importante, la classifica parla chiaro, probabilmente, sai, col senno del poi è facile, perché io forse magari avrei osato un attimino di più dal mio punto di vista, ma le scelte non si discutono, sono del mister che grazie a Dio ha esperienza in merito. Abbiamo avuto qualche occasione, è vero, però è altrettanto vero che anche loro nel primo tempo, se non ricordo male, hanno avuto 3 o 4 occasioni e forse il passivo poteva essere anche peggiore, perché se non ci fosse stato Werther, che oggi ha veramente, secondo me, è stato il migliore in campo, e questo dice tutto, no? La sintesi della partita è qua. Se il nostro portiere è stato il migliore in campo, probabilmente, insomma, di fronte aveva un avversario che ha meritato di vincere, complimenti, perché questo dice la classifica e il campo oggi ha ribadito altrettanto. Noi speravamo di portare a casa perlomeno almeno un punto, anche se io in casa vorrei sempre vincere, perché ci sta, no? Tu giochi in casa e speri di avere, come dire, una possibilità in più per portare a casa punti, e invece questo non è successo. Ci abbiamo provato, il mister ha mischiato un po' le carte, forse magari era già tardi, facendo il cambio dell'attaccante, ha messo Scognamilo davanti gli ultimi 10 minuti, però forse era già tardi, insomma, anzi abbiamo anche rischiato poi in qualche ripartenza di prendere il secondo gol, poi purtroppo c'è stata anche l'espulsione del nostro fuoriquota 2005, e questo, insomma, ci mette in una condizione difficile anche per le prossime partite. Però, ripeto, oggi il risultato dal mio punto di vista, umilmente dico che è strameritato da parte dell'avversario. Ecco, direttore, comunque viene da dire al termine della partita, per come aveva giocato il Latte Dolce sotto l'aspetto dell'atteggiamento in particolare, ne è passata di acqua sotto i ponti. Qualche mese fa il mister diceva che per salvarsi serve un atteggiamento più combattivo, serve non stare a guardare troppo le decisioni dell'arbitro. Ecco, comunque dopo una serie di pareggi, la zona salvezza, che adesso al momento vi vede tranquilli, ecco, può essere un grande passo avanti quello del Latte Dolce. Oh, da questo punto di vista sì, il nostro obiettivo non ce lo dimentichiamo, ce l'abbiamo ben impresso nella mente, è salvarci. Sappiamo perfettamente che questa non è l'eccellenza dove abbiamo stravinto il campionato. Qua sei in una categoria superiore, per me sono 2 categorie superiori dall'eccellenza alla D, e noi siamo partiti senza nessun tipo di velleità, se non quella di mantenere la categoria, perché la società a questo ambisce. È chiaro che però qualche volta forse magari bisogna osare un attimino di più, soprattutto quando si gioca in casa, a mio modo di vedere, e soprattutto bisogna essere un attimino più cinici, perché anche oggi è verissimo, noi le nostre buone occasioni le abbiamo anche avute, non le abbiamo sfruttate, perché poi se vado a guardare il tabellino non ricordo tanti tiri in porta da parte nostra, forse abbiamo sempre l'ultimo passaggio, ci siamo un attimino fermati. Di fronte e per contro avevi una grande squadra che ha dimostrato tutto il suo valore. È verissimo, noi speriamo di muovere sempre la classifica, anche oggi un punto forse alla fine sarebbe stato importantissimo, guardando anche i risultati delle avversarie. Questo è un campionato difficilissimo, noi siamo qua, speriamo di portarlo a termine tenendo appunto la categoria, ma è ancora lunga perché la classifica è cortissima, come avete visto. Se oggi si riusciva a spostare di un punticino sarebbe stato ancora meglio, dai. Ecco, in chiusura, direttore, l'ultima volta che lei è venuto ai nostri microfoni era al termine della sfida contro l'Uri, un derby polemico, diciamo tra le polemiche, però questo lo lasciamo da parte, però guardiamo al futuro. Ecco, come arriva il Latte Dolce alla sfida contro i giallorossi, al derby contro i giallorossi? Ma era una partita, se non ricordo male, lo dissi in quell'intervista, spero di non dover andare a Uri per giocarmi la salvezza assieme all'Uri, perché sarebbe una lotta fratricida. E purtroppo invece questo anche forse sarà, perché insomma la classifica è talmente corta che sia per noi che per loro come dire, non si può sbagliare. È un derby come tutte queste partite qua, è una partita tripla, per me è finita all'andata, è dimenticato tutto, ci mancherebbe, ottimissimi rapporti con tutto l'ambiente, non c'è bisogno, come dire, di aggiungere sale a questa partita. È una partita tosta, difficile, sarà una battaglia dentro il campo,
e poi vinca il milione, insomma, questo è, sperando che poi alla fine dell'anno tutti e due possiamo festeggiare la salvezza. Vabbè, dopo una partita che si vince si può dire anche quello che poi realmente si pensa anche nei dettagli. Mister Paolo Piegiacane, è arrivata una risposta importante. Se la settimana scorsa magari gli aveva detto che c'era un po' di delusione, quest'oggi la squadra ha risposto per l'ennesima volta in maniera positiva. Vabbè, dopo una partita che si vince si può dire anche quello che poi realmente si pensa anche nei dettagli per quanto riguarda la partita precedente. La partita precedente, come ho detto ai ragazzi in settimana, per noi e per quello che cerchiamo di fare, purtroppo è come se non l'avessimo giocata, perché comunque noi non siamo abituati a giocare su un campo del genere, sia per concetti e principi, sia per struttura, no? Perché comunque siamo una squadra che grossa parte su giocatori rapidi, comunque arzilli, dai, passiamo il termine. Per cui oggi però mi sento di dirle queste cose, perché comunque la vittoria di oggi penso che sia frutto di quello che poi si sta seminando da tanto tempo, perché oggi abbiamo visto una squadra che comunque a tratti aveva la palla e la Juve anche, se è una squadra comunque importante, sotto palla, per cui i ragazzi ci credono sempre di più, sanno che quando abbiamo sbagliato qualcosa è stata solo colpa nostra, perché sia io che i ragazzi, come ho detto la settimana scorsa, mai ci aggrapperemo ad alibi, perché io ci ho costruito una carriera da calciatore cercando di non aggrapparmi agli alibi e sono sempre andato avanti, per cui è quello che cerco di infondere anche nei ragazzi. Ecco, quest'oggi per tornare un po' alla partita, si è visto un primo tempo con tanta qualità, anche buona parte del secondo e poi anche la capacità insomma, di stringere le maglie, questo è un po' la doppia faccia della squadra che è l'aspetto più positivo. Ma quando una squadra vince lo vediamo anche noi con gli avversari, è impensabile fare 90 minuti all'arrembaggio, anzi se la analizziamo nei dettagli la partita doveva avere una gestione diversa, soprattutto nel rush finale, abbiamo sbagliato tanti passaggi, abbiamo sbagliato tante ripartenze e purtroppo questo ci teneva lì, è normale che sullo 0-0 ho messo Matteo Marini come terzo di difesa perché comunque volevo aggredire uomo contro uomo la Juve alzando i trissi e questo ci ha permesso poi di stringere le maglie nel finale come diceva prima perché comunque in effetti era una difesa a 5 quando si scivolava. Importante anche la stabilità difensiva, considerato che Vodic ha fatto un solo intervento che tra l'altro in apertura di partita. Sì, questa secondo me è il crocevia di quello che è stato un po' il nostro campionato, perché come lei diceva prima, se poi su quel tiro prendiamo gol magari abbiamo la fotografia di un'altra squadra. Ecco, il mio lavoro penso che stia servendo proprio da questo punto di vista, so che manca ancora tanto per completare l'opera, però comunque i ragazzi devono capire che se poi ci gira male un'azione non è che ci dobbiamo sciogliere come ne va il sole, come è successo in tante occasioni. Cioè la squadra deve avere proprio da un punto di vista mentale deve fare lo step. Oggi abbiamo sicuramente da fare una considerazione che è evidente sotto gli occhi di tutti, che purtroppo la giovane età ti porta ad avere questa mancanza, no? Che però con il tempo devi colmare questo gap. Sempre asciutto, ormai sempre più decisivo sta ragazzo. Vabbè, ma penso che è inutile che ripetiamo sempre le stesse cose. Se vinci Alessandro che ha fatto una grandissima partita, però capisce che comunque l'ultimo passaggio è fondamentale, la scelta può diventare ancora più forte. Ale, con questo voglio dire che una sola volta ha fatto la scelta giusta e Asciutto ha fatto gol. Anche nel primo tempo quando c'è stato quel recupero del difensore, lì la deve dare prima ad Ale, però queste sono cose tecniche e magari voi da fuori giustamente, come è giusto che sia, analizzate quello che poi vedete a livello proprio di praticità del giocatore e Asciutto è un giocatore pratico, un giocatore che comunque sa muoversi, sa legare il gioco, sa attaccare alla profondità, sa venire incontro e poi c'ha questo killer instinct che purtroppo non gli insegno io e che ce l'ha di suo. Anche a livello tecnico il ragazzo è molto adottato perché è bravo anche nelle palle da ferro. Allora, lui balisticamente sì, un giocatore che ho scoperto quest'anno,
quando a volte durante la settimana si provano i calci piazzati, lui all'inizio quando veniva a tirare io quasi sorridevo. Poi è successo che a Budoni facemmo un amichevole di inizio anno e fece gol su punizione, e da lì, ma quello che lo contraddistingue è la grandissima personalità. Lui rigori, punizioni, se non lo tieni fermo vorrebbe tirare tutto, e questo è sinonimo di giocatore di grande personalità, ma soprattutto che sa quello che